Ciao a tutti, ben ritrovati allo Scrigno del Calcio e ben ritrovati alla rubrica La partita della settimana. Oggi analizziamo Genoa-Torino che si gioca in questa giornata di Serie A e parliamo forse del Genoa-Torino più storico e anche più commovente che si sia mai giocato. Ormai sono passati quasi 30 anni, a giugno saranno 30 anni da quell'ultima giornata, da quel 4 giugno del 1995. Non me ne vogliono i tifosi del Torino, ma ovviamente è più in risalto il Genoa in questa partita, comunque storica. E pensate che è una partita che a conti fatti non è servita a niente, nemmeno al Genoa. Spareggio, vedete che c'è scritto qua. Adesso vi spiego brevemente che cosa è successo quel giorno. Parliamo ovviamente della Serie A 94-95. Leviamoci subito il Torino. Genoa-Torino è una partita ininfluente per il Torino. Torino 94-95 è una squadra che parte con un allenatore che è Rosario Rampanti, che non fa un granché. Il Torino è invischiato nella lotta per non retrocedere. Arriva Nedo Sonetti, molto più esperto, molto più solido. Torino arriva a metà classifica, si toglie la grande soddisfazione di vincere tutti e due i derby contro la Juventus, 3-2 all'andata, 2-1 al ritorno. Pensate che il derby di ritorno ad oggi è l'ultimo vinto dal Torino in trasferta contro la Juventus. Sono passati 30 anni, il Torino non vince il derby in casa della Juve da 30 anni. È già salvo all'ultima giornata? Il Genoa assolutamente no. Il Genoa sta vivendo un'annata tribolatissima, con anche 2 cambi di allenatori, 3 allenatori. È partito con Franco Scoglio, poi è arrivato Marchioro, poi è arrivato Maselli, che era un allenatore che il Genoa, un po' come Ranieri con la Roma in epoca recente, quando le cose andavano male il Genoa chiamava Maselli in panchina. Già l'aveva salvato una volta, questa volta le cose sono più complicate. Il Genoa è in grande difficoltà. Alla penultima giornata c'è Padova-Genoa, scontro diretto. Addirittura se il Genoa dovesse perdere sarebbe retrocesso aritmeticamente in Serie B. La partita finisce 1-1, una partita tiratissima, tesissima. Immaginate la posta in palio. E il Genoa arriva praticamente disperato alla vigilia dell'ultima giornata. Si gioca Genoa-Torino. Il Genoa è a 3 punti dal Padova, il che significa che se il Padova fa un punto è salvo. Il Genoa deve vincere e pregare che il Padova perda a San Siro contro l'Inter. Non è impossibile che ciò accada, perché l'Inter deve vincere a tutti i costi per aggrapparsi a un posto in Coppa UEFA. Inter-Padova è una partita drammatica, Genoa-Torino lo è molto meno, ma l'epilogo sarà drammatico. Intanto vi faccio vedere, no, ve lo faccio vedere dopo, vi faccio vedere Genoa-Torino 1-0 e adesso vi racconto quell'incredibile pomeriggio del 4 giugno del 1995. Guardate qua il povero Gianluca Signorini che esulta. Adesso vi racconto anche il perché. Guardate, questa è un'immagine veramente storica e davvero commovente. Me lo ricordo molto bene quel pomeriggio. Dunque, Genoa-Torino è una partita abbastanza anonima. Il Genoa vince 1-0, segna Scuravi all'inizio del secondo tempo e poi aspetta. E tra l'altro culla anche poche speranze per quel pomeriggio, perché il Padova nel frattempo è in vantaggio a San Siro per 1-0, ha segnato Filippo Maniero. L'Inter pareggia più o meno intorno al quarto d'ora del secondo tempo con Orlandini, ma al Genoa non basta. Questi risultati fanno comodo solo al Padova, che è salvo, non fanno comodo all'Inter, che deve qualificarsi per la Coppa UEFA, e non fanno comodo al Genoa, che è retrocesso in Serie B. In pieno recupero c'è un calcio d'angolo per l'Inter. La partita del Genoa è già finita, Genoa e Torino sono già negli spogliatoi, quelli del Torino si stanno facendo la doccia, quelli del Genoa sono fermi sotto il tunnel che porta agli spogliatoi con le radio attaccate alle orecchie. I tifosi del Genoa sono tutti sugli spalti di Marassi, muti, gelati, ma con la speranza che qualcosa possa accadere. Ma io credo che non ci credesse quasi più nessuno ormai al miracolo. Tutti
sono rimasti sugli spalti, sulle gradinate dello stadio. Ad un certo punto c'è un boato assurdo in tutto lo stadio perché dalle radioline Sandro Ciotti ha appena annunciato in diretta che l'Inter ha fatto gol. C'è stato un calcio d'angolo battuto da Ruben Sosa e Marco Del Vecchio ha sfiorato il pallone di testa sul primo palo, un gol classico la Del Vecchio. L'Inter è in vantaggio. Signorini, capitano del Genoa, esce esultando dagli spogliatoi. È un'immagine che, se trovate, ovviamente poi anche mettendoci il carico di tutto quello che è successo poi al grande capitano del Genoa, alla malattia e poi alla scomparsa. Signorini esce esultando e va quasi a schiantarsi contro i tabelloni pubblicitari, sbatte i pugni, piange dalla tensione di un pomeriggio, di un'intera stagione che ormai sembrava veramente buttata nella pattumiera, e il Genoa riesce veramente con le unghie ad aggrapparsi a quell'ultima speranza di salvezza, che poi verrà spazzata via dallo spareggio del 10 giugno a Firenze, perso ai calci di rigore contro il Padova. E per questo vi dicevo che questa vittoria contro il Torino è stata poi a conti fatti pure inutile, ma comunque una vittoria che i tifosi del Genoa, nonostante quella retrocessione, credo che ricordino come una delle più belle, una delle più emozionanti della storia del Genoa. Pensate che il Genoa da quella retrocessione la pagò a carissimo prezzo, perché da quel 95 tornò in Serie A nel 2007, passò 12 anni di inferno. Un giorno voglio parlarvi di quei 12 anni in cui il Genoa non riusciva a tornare in Serie A, nonostante per tante volte avesse una delle squadre più forti del campionato. Intanto io vi mostro anche quel Genoa lì, 94-95, e giustamente, visto che abbiamo parlato di Genoa-Torino, in fondo questa è la partita della settimana, non la squadra della settimana, facciamo vedere anche il Torino. Non me ne vogliono i tifosi del Torino, ma capiranno pure loro. Tra l'altro c'era anche il gemellaggio all'epoca tra le due tifoserie, quindi i tifosi del Torino tutto sommato non erano dispiaciuti dell'eventuale salvezza del Genoa. E qui, come vi ho detto, vi faccio rivedere ancora una volta, guardate qui l'immagine di Gianluca Signorini che esulta stravolto, e qui è praticamente ripiegato per terra sul campo, per quella che era ancora la speranza di salvarsi del Genoa. E questa è Inter Padova, già che ci siamo. L'Inter festeggia l'approdo in Coppa UEFA. Questo è il gol Del Vecchio proprio al 91esimo. Eccolo qua. E questi sono i giocatori del Padova che tornano mestamente negli spogliatoi. Tra l'altro credo che l'allenatore del Padova, Sandreani, abbia fatto in quelle settimane un grande lavoro psicologico, perché diciamo che far riprendere mentalmente una squadra che pensava di essersi salvata e farla riconcentrare da capo per la partita più importante della stagione sia stato un lavoro non indifferente da parte dell'allenatore del Padova. Quel Genoa-Torino lì, ripeto, resta una partita storica, a suo modo drammatica, a suo modo commovente, e che a me è venuta in mente guardando il calendario, dovendo scegliere una partita. Ho detto: ah sì, c'è Genoa-Torino. Il primo Genoa-Torino che mi è venuto in mente è stato questo, che compie 30 anni il prossimo giugno, e che, ripeto, per i tifosi del Genoa è anche agrodolce, perché gli riporta in mente sì l'aver raggiunto per i capelli quello spareggio, ma gli ricorda poi l'inevitabile retrocessione di qualche giorno dopo, di qualche settimana dopo. Ed è anche un modo per ricordare il grande capitano Gianluca Signorini, che la cui storia veramente ha commosso e intristito l'Italia intera. È diventato anche il simbolo di quella maledetta malattia che ha colpito tanti calciatori, e quella è forse l'ultima immagine felice di Gianluca Signorini nella sua carriera, forse anche nella sua vita.
Mi raccomando, iscrivetevi al canale, passate un buon fine settimana, noi ci ritroviamo lunedì, mi raccomando, sempre qui alle 13. Avanti tutta!